Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa in diretta su Telecolor. Vediamo quali sono i principali fatti di oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera, vediamo l'apertura. Tasse e garante, alta tensione. La Premier, la battaglia con l'opposizione sulla manovra finanziaria, ci vuole coraggio a dire che aiuta i ricchi. Queste le parole appunto di Giorgia Meloni. E poi la Schlein che chiede di mandare a casa tutti i consiglieri dell'Authority. Meloni non li abbiamo scelti noi, quindi due temi in apertura sul Corriere. Da un lato la polemica tra governo e maggioranza appunto sulle tasse, su questa manovra finanziaria che secondo le opposizioni, ma anche abbiamo visto in questi giorni secondo Banca Italia, è una manovra a favore dei ceti più abbienti a discapito di quelli invece con redditi più bassi, e poi anche la questione della garante scoppiata dopo le puntate di Report, i presunti rapporti appunto tra i membri del collegio del garante della privacy con la politica, soprattutto con il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Vediamo le altre notizie. Il calcolo degli sgravi, quanto pesa e chi avvantaggia in 4 anni di manovre. E ancora, educazione sessuale, la Lega fa dietrofront, sì alle scuole medie. L'emendamento con il consenso dei genitori. La fotonotizia di oggi dedicata a Yannick Sinner. Sinner lotta e poi stravince, che bello essere qui. ATP Finals, l'esordio del campione in carica, sconfitta invece per Musetti. Ancora andiamo a vedere negli Stati Uniti, si sblocca la crisi sul bilancio e le borse volano. Raggiunto un accordo provvisorio al Senato statunitense per mettere fine allo shutdown, la paralisi delle attività federali. 3 mesi di tregua e le borse volano. E poi, sempre a proposito di Trump, di Stati Uniti, bufera sulla BBC, Trump minaccia una maxi querela. L'imbarazzo di Londra, bufera appunto sulla TV britannica per le frasi manipolate dopo le dimissioni dei vertici. Starmer in imbarazzo, difende appunto la televisione, ma Trump pensa a una maxi querela da 1 miliardo. Andiamo in Francia invece, perché l'ex presidente Nicolas Sarkozy è fuori in libertà vigilata. Il carcere, dice, è stata dura. Andiamo a vedere questa notizia all'interno del Corriere. Francia, il giudice scarcera Sarkozy. L'ex presidente adesso è in libertà vigilata. A marzo il processo d'appello sui fondi libici che appunto l'ex presidente avrebbe utilizzato per finanziare la sua campagna presidenziale, fondi che gli sarebbero stati dati da Gheddafi e che gli sono costati una condanna a 5 anni di carcere, proibiti i contatti con le persone coinvolte nel caso. Intanto vediamo qui alcuni volti. In alto riconosciamo la moglie Carla Bruni e il figlio Jean Sarkozy che escono dalla Corte di Giustizia di Parigi. E poi ci sono anche i ministri Hortefeux e Gant, stretti collaboratori, che hanno sollecitato questi finanziamenti libici, e ancora l'ex amico aggiunto tra le persone coinvolte anche il ministro della giustizia, col quale appunto non può avere rapporti nonostante sia andato anche in carcere a trovarlo, Gérald Darmanin. E poi vediamo il ritorno appunto del presidente francese Nicolas Sarkozy mentre arriva davanti a casa. Vediamo l'auto nera appunto sulla quale viaggiava per tornare a casa dopo questa esperienza in carcere. Vediamo la Repubblica e anche qui appunto la foto dell'auto nera con Nicolas Sarkozy che fa capolino, che sta per uscire dall'auto che lo ha condotto a casa dal carcere, ma vediamo l'apertura
di oggi del quotidiano, sempre legato al garante della privacy. Lo scandalo della privacy, PD e 5 Stelle chiedono l'azzeramento dell'autority. Succube di conflitti di interesse. Fratelli d'Italia apre. E poi manovra, Meloni attacca sindacati e Banca Italia, ci vuole coraggio a dire che è per i ricchi. Vediamo La Stampa, garante tasse, Meloni attacca, vediamo che più o meno sono questi i temi più o meno in apertura di tutti i quotidiani oggi. La Premier, la sinistra ha dato i soldi dei cittadini alle banche, poi c'è un'intervista a Prodi che difende una patrimoniale e dice giusto pensare di tassare i super ricchi. E poi cambiamo argomento invece, parliamo di femminicidi e la foto di oggi è dedicata a Gino Cecchettin che racconta i suoi 2 anni senza la figlia Giulia, uccisa da Filippo Turetta, l'ex fidanzato, dopo l'ennesimo rifiuto della ragazza a tornare con lui. Gino Cecchettin che dice un dolore che nessun tipo di pena riuscirà ad alleviare. Avvenire, sanità da curare. Oggi la giornata nazionale per le cure palliative, Bruera, percorso che trasforma e fa risparmiare. E intanto il Papa Leone XIV mette in guardia dall'intelligenza artificiale applicata in campo medico, dignità umana, priorità assoluta dalla tecnologia, chance per sanare le carenze strutturali, ma il fattore umano resta chiave. Restiamo sempre sulla prima pagina di Avvenire e vediamo Report, riapre il caso Authority e poi Trump allo scontro con la BBC. Vediamo più o meno 2 storie parallele, il governo contro Report che appunto fa emergere questi rapporti tra il garante e la politica, ma poi c'è dall'altra parte dell'oceano Trump che ancora una volta si scontra con i media e in questo caso attacca la TV di Stato britannica, la BBC. A proposito di Trump, ha accolto alla Casa Bianca al-Shara, la Siria tra le braccia degli Stati Uniti. A questa notizia il manifesto dedica l'apertura e la foto, li vediamo assieme, i 2 leader appunto che si stringono la mano e il manifesto scrive il buon terrorista per i trascorsi appunto in Al-Qaeda di al-Shara, oggi appunto presidente siriano, da Camp Bucca allo studio ovale, il leader ex qaedista Ahmed al-Shara accolto da Trump alla Casa Bianca. In dote porta la ricostruzione della Siria, una base per i Marine, sorrisi, strette di mano e per ora una sospensione parziale delle sanzioni. Vediamo il resto del Carlino. Pizzaballa, oggi c'è un'intervista alla patriarca di Gerusalemme, quindi parliamo della striscia di Gaza, Gaza per Natale, ma Hamas non sparirà. Pace ancora lontana, dice Pizzaballa, servono leader nuovi. Netanyahu intanto a un mese dalla tregua dice la guerra non è finita, i miliziani si riarmano. E poi vediamo il caso Ferrari, il caos anzi Ferrari, ma anche caso Ferrari dopo le parole di John Elkann ai piloti: parlate meno e guidate. Queste appunto le parole del presidente di Stellantis che striglia i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton, entrambi costretti al ritiro domenica scorsa a Interlagos. Pensino a guidare e parlino meno, ha detto. Lo scenario è la presentazione della partnership con Milano Cortina. Elkann promuove i meccanici, gli ingegneri e la macchina, ma precisa il resto non è all'altezza. Ferrari non vince il mondiale piloti dal 2007 e il mondiale costruttori dal 2008. Per la cronaca, ieri udienza per quanto riguarda il caso, la morte di Pierina Paganelli, la donna trovata morta a Rimini nel garage di casa, imputato il vicino Luis da Silva e anche
amante della nuora Manuela. Ieri hanno parlato i figli appunto in aula, le lacrime in aula dei figli di Pierina che dicono Manuela è una manipolatrice. Bisogna ancora capire realmente il ruolo di questa donna in questo omicidio, se veramente era ignara di questo progetto di ucciderla oppure se c'è qualche complicità e se realmente naturalmente il colpevole è Luis da Silva. Vediamo il Messaggero di oggi. Energia, tassa dell'Unione Europea, veto dell'Italia, scontro sulla direttiva Green che aumenta le accise su gas e carbone. Giorgetti, industria a rischio. Emendamenti alla manovra verso la conferma della cedolare secca al 21%. Sugli affitti brevi c'era stato in un primo momento la proposta di aumentare appunto la cedolare secca, anzi di innalzare in realtà la cedolare secca al 26% già sulle seconde case che appunto venivano messe a reddito con la formula dell'affitto breve, ma c'è stato un dietrofront da parte del governo, quindi l'aliquota dovrebbe rimanere appunto al 21%. E poi vediamo in alto, psicofarmaci, picco di prescrizioni ai bambini. È una notizia che lascia sbigottiti, anche abbastanza allarmante. Il rapporto AIFA, crescono anche gli anti-obesità, ma sicuramente la cosa che colpisce di più è questo picco di prescrizioni ai bambini di psicofarmaci. L'allarme del rapporto OSMED 2024 sull'uso dei medicinali diffuso ieri appunto dall'AIFA. Sempre sulla prima pagina vediamo la giustiziera delle mogli tradite mi ha rovinato, una storia particolare che viene raccontata da una donna. Diceva di volermi salvare, ha fatto fallire il mio matrimonio. La giustiziera delle donne diceva di volermi salvare ma mi ha rovinato la vita. A Prato parla la vittima di questa sessantenne che adescava sui social i compagni infedeli per poi rivelare il tradimento alle mogli. Mi chiamava Zerbino, alla fine ha fatto naufragare la mia relazione. E chiudiamo questa prima parte della nostra rassegna stampa con questa fotonotizia. Quello che vedete appunto in questa fotografia è l'agente Medi, protagonista del calendario della Polizia 2026, un agente di origine bengalese in servizio al reparto mobile di Padova. Medi, ora aiuto chi mi ha accolto. Ci fermiamo, una breve pausa, ritorniamo tra poco con la seconda parte della rassegna stampa, naturalmente vedremo i fatti regionali. Bentrovati, seconda parte della nostra rassegna stampa, ripartiamo dal nostro sito siciliaweb.it, vediamo in apertura la politica siciliana dopo la decisione del presidente Schifani di chiedere insomma un passo indietro agli assessori della DC fuori dalla giunta, scossone politico dopo l'indagine su Cuffaro, delega revocata da Albano e Messina, le reazioni. E poi vediamo a Catania un fatto di cronaca, tenta furto in palestra ma cade e muore. Ancora la cronaca, scontro auto furgone sulla Palermo Agrigento, ci sono 2 morti, l'incidente è avvenuto ieri pomeriggio. E ancora a Catania, brutta sorpresa per finti spazzini. Andiamo a vedere, la polizia di Catania ha arrestato un pluripregiudicato di 40 anni che è stato sorpreso a smontare le portiere di un'auto parcheggiata vicino alla casa di un poliziotto. Il ladro ha agito di buon mattino con un complice, aggirandosi tra le macchine in sosta lungo una traversa di via Garibaldi. Per non dare nell'occhio, i 2 uomini hanno indossato un uniforme simile a quella indossata dagli operatori ecologici che in genere proprio nella primissima mattinata effettuano il servizio di pulizia della strada. Dopo essersi guardato intorno, il 40enne ha adocchiato un'auto e ha cominciato ad armeggiare per smontare così le portiere
A spezzare il silenzio è stato un forte rumore di vetri infranti che è stato udito appunto a casa da un poliziotto che era libero dal servizio. L'agente è uscito e ha rincorso i ladri. Uno è riuscito a fuggire, mentre il quarantenne, dopo una lunga corsa, è stato bloccato. La macchina presa di mira era stata noleggiata da una coppia di turisti francesi che, appena svegliati, hanno formalizzato la denuncia. Adesso invece ritorniamo alle prime pagine di oggi e appunto, come abbiamo visto in apertura, ancora la politica siciliana, con Schifani che caccia i cuffariani. Questo è il titolo del Giornale di Sicilia. Rimossi 2 assessori DC a tutela della regione, i 7 deputati, resta il sostegno all'ARS. E poi la Roccaruvolo, insulti contro di me per ritorsione. Margherita La Roccaruvolo, deputata di Forza Italia all'ARS, giudica una ritorsione per le sue denunce gli insulti di Cuffaro intercettato nei suoi confronti. Sempre sulla prima pagina del Giornale di Sicilia troviamo anche qui questo incidente mortale sulla Palermo-Agrigento, schianto e 2 morti, furgone contro auto e un altro tragico incidente sulla statale, giovane di 26 anni invece ferito. Repubblica Palermo, Schifani congeda la DC. Il governatore caccia dalla sua giunta i 2 assessori di Cuffaro e parla di una crisi imprevista. Lo scudo crociato intanto garantisce ancora l'appoggio esterno al governo. L'opposizione oggi in piazza per chiedere le dimissioni di Schifani, una mossa, quella del governatore, che non convince le opposizioni e giudicano troppo poco il provvedimento del presidente della regione siciliana. Andiamo a vedere all'interno le tante pagine dedicate proprio a questa ultima vicenda, che è uno scossone politico, ma non solo, per la Sicilia. Schifani scarica Cuffaro, via i 2 assessori DC. All'ARS appoggio esterno, revoca delle deleghe in giunta appunto per Nuccio Albano e Andrea Vessina. I deputati democristiani però decidono ancora di rimanere nella maggioranza. Gli interim assunti dalla Presidente, una crisi imprevista. Il gruppo democristiano parla di disparità però di trattamento tra noi e Fratelli d'Italia OMPA. E poi dicevamo le opposizioni che sono sulle barricate. Questa mossa non basta e non convince le opposizioni, che chiedono al governatore di andare a casa. Intanto oggi sit-in alle 15 di PD, 5 Stelle, AVS, Controcorrente, Italia Viva e PSI davanti Palazzo d'Orléans. Non basta, è un'operazione di maquillage. Vediamo sull'altra pagina lo scudo crociato che intanto perde pezzi. Frana da Trapani ad Agrigento la fuga dei militanti dopo questo terremoto. A Palermo si blocca la delibera su Ballarò. A Mazzara la consigliera Ippolito, moglie di un magistrato, è pronta all'addio. Ad Agrigento i consiglieri uscenti si presenteranno con una lista civica senza il simbolo del partito alle prossime comunali di maggio. E poi ci sono 2 nomi che sono stati travolti appunto da questo ennesimo scandalo, da questa inchiesta. Stiamo parlando di Laura Abbadessa e Francesca Donato. Sono state fatte fuori insieme con i loro assessori di fiducia, con l'espulsione dalla giunta regionale di Albano e Messina voluta appunto da Schifani. Saltano anche la presidente regionale della DC, appunto Laura Abbadessa, e la vicepresidente nazionale Francesca Donato. Chi sono? La prima, negli ultimi 2 anni ha ottenuto contratti di consulenza con l'assessorato alla famiglia guidato appunto dalla cuffariana Albano per lo studio e l'approfondimento delle tematiche relative al riordino degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, IPAB. Una consulenza ottenuta ben prima che le fosse proposta la candidatura all'Europarlamento con la DC, che poi è sfumata, e la nomina a presidente regionale del partito.
La seconda invece ad aprile ha firmato un contratto con l'assessorato alla funzione pubblica come coordinatrice della segreteria tecnica per un compenso di oltre 40.000 euro. E proprio la Donato dice: se si tratta di un'operazione di immagine, allora dovrebbero saltare anche altri, a cominciare dal presidente dell'ARS Gaetano Galvagno e dall'assessora al turismo Elvira Amato. Sono una garantista e per me fino alle condanne definitive sono tutti innocenti, ma ritengo questa operazione poco coerente. Quindi due nomi tirati in ballo non a caso, perché stiamo parlando di due nomi che fino a poco tempo fa sono coinvolti in una inchiesta. E poi andiamo avanti. A proposito di questa inchiesta, dicevamo che vede tra gli indagati l'ex governatore siciliano Cuffaro. Incontri a casa per gli appalti. Proprio lui diceva: mi muovo per voi. Rappresentanti della società Dussmann intercettati nell'appartamento dell'ex governatore. Secondo i PM avrebbero pilotato una gara d'appalto dell'azienda sanitaria di Siracusa. E qui vediamo Dammone e Marchese fotografati dai carabinieri accanto a Saverio Romano, ricordiamo un deputato, anche lui finito in questa inchiesta, e poi Alessandro Maria Caltagirone. Mauro Marchese puntava ai servizi di ausiliarato, supporto e reception dell'ASP, il ruolo di Marco Zambuto poi non indagato. Ancora, vediamo la Sicilia di oggi, la notizia in primo piano, anche qui Schifani che caccia Cuffaro dal governo, ho rimosso un sistema partito. Revocati gli assessori della DC, ma Palazzo d'Orléans sotto assedio. Oggi c'è un'intervista proprio al governatore che parla del momento più difficile della sua vita politica, dice ma non mollo. E allora andiamo a vedere questa intervista, ma prima vediamo un altro articolo, linea dura, Cuffaro fuori dal governo, ma Palazzo d'Orléans resta assediato. Schifani revoca le deleghe degli assessori Albano e Messina e tiene l'interim. Oggi dicevamo sit-in del Campo Largo che chiedono al governatore di andare a casa, ma lui spiega perché non ha intenzione di mollare. Lo spiega in questa intervista oggi di Mario Barresi. Ho rimosso un sistema partito, ecco perché non mollo. Sulla DC un atto dovuto, irrinunciabile e inevitabile. Né azzeramento della giunta né voto anticipato con il modello occhiuto. Il riferimento è al governatore della Calabria che appunto travolto da una serie di scandali e inchieste poi ha rassegnato le dimissioni per ripresentarsi alle successive regionali, venendo tra l'altro riconfermato. Deluso umanamente, i giorni più duri della mia vita. Non ho sentito Cuffaro, quindi uno Schifani che insomma si apre a 360 gradi raccontando questi giorni duri per il suo governo. Scelta sofferta, ma i fatti contestati al leader e vertici ipotizzano un'associazione per commettere reati. Interim fino alla finanziaria, dialogo con il gruppo DC, per gli alleati è stata la fine di una via senza uscita. E ancora risponde a chi dice insomma due pesi e due misure rispetto ad altre indagini, linea diversa con gli altri assessori indagati, piani completamente distinti, spiega Schifani. La sanità non è corrotta, la responsabilità penale è personale. Da Meloni niente segni di nervosismo, Tajani informato su tutto. Queste le parole di oggi sul quotidiano La Sicilia di Schifani. Vediamo la prima pagina di Palermo. Dalla strada alla scrivania, Amat, le nuove promozioni. 10 ausiliari del traffico saranno trasferiti negli uffici. E poi vediamo il blitz della Guardia di Finanza, 7 persone denunciate per falsi labubu nei negozi, 10.000 gadget sequestrati. Anche qui vediamo lo schianto fatale sulla statale 121 tra un'auto e un furgone, 2 le vittime. La prima pagina di Catania. La tragedia in via Azzurria nella palestra, precipita dal tetto e muore a 43 anni. Tra le ipotesi alla base dell'incidente un tentativo di furto col
drammatico epilogo, ma questo episodio riaccende le polemiche proprio su questa area dove più volte si è chiesto di potenziare la sorveglianza perché insomma sembra un po' una terra di nessuno. E poi invece a San Giorgio uno spazio pubblico nel terreno del clan Cappello, ieri consegna ai residenti dell'area con giochi per bambini. La Gazzetta del Sud. Via dalla giunta l'ADC di Cuffaro, silurati gli assessori Albano e Messina, interim a Schifani sino alla finanziaria. E poi vediamo un'altra notizia. Banca Italia, in Sicilia il PIL continua a crescere, segno positivo anche per l'occupazione, dimezzato l'export però con gli Stati Uniti. E ancora vediamo una fotonotizia. I bronzi di Riace, i bronzi ritrovati a Brucoli, uno studio riapre la querelle a sostenere nuovamente l'ipotesi, geologi, biologi e archeologi, ma restano molti dubbi, riproposta la tesi di Holloway. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, la rassegna stampa ritorna naturalmente domani mattina, una buona giornata.